Simone Quinquinio, come al solito, ci mette la faccia alla fine delle partite, una sconfitta brutta per come è arrivata, perché sembravate giocarvela a viso aperto voi e la San Giovannella, una bella partita, anche poi loro, anche per un errore di Goletti, sono portati addirittura sul 3-1, l'avete riaperta nel finale, poi partita nervosa che è finita anche abbastanza male. Beh, partita no, sono due partite che creiamo, diciamo che giochiamo meglio, molto meglio delle altre squadre, o forse solo noi non sfruttiamo loro quelle tre palle che gli capitano e sfruttano tutte e pecchiamo di questo, ecco. Ecco, cosa manca alla Roma? Manca il gol, forse l'intesa fra D'Anversa e Seferi, fra D'Anversa e comunque altri giocatori anche se sono arrivati nel mercato invernale, manca trovare anche l'amalgama giusta fra tutti i nuovi arrivati. Beh, quest'anno abbiamo cambiato tanto, diciamo è stato un anno di cambiamenti di giocatori, se ne sono visti tanti, forse quello ci limita un po', negli anni abbiamo fatto del gruppo la nostra forza, ma sono tutti ragazzi in gamba, insomma, queste sono partite che se tu al primo tempo fai 2-3 gol come è giusto che sia, parliamo di un'altra partita, quindi ci sta, dai. Assolutamente sì, adesso arriva il Toni Ponzi Investigazioni, voi lo affrontate senza Maschietti e senza anche un altro giocatore espulso nel finale, peseranno queste squalifiche? Sì, Maschietti oggi in grande forma, ha tenuto il centrocampo, ha fatto una grossa partita, Di Vasta aveva saltato qualche partita per infortunio, è tornato, sembrava stesse bene e insomma sono due giocatori importanti per noi. Grazie Simone.